Grazie mille. Donc, io faccio la dedica di questa conferenza alla memoria di Yves Bonnefoy, poeta francese che è morto il 1° luglio a Parigi verso le 6 nella mattina. Evidentemente siamo tutti molto tristi. Il titolo della conferenza sarebbe piuttosto, lo dico in francese, parlerò in italiano, ma alcune volte parlerò un po' in francese. Philippe e Vincent hanno detto di sì. Il titolo sarebbe piuttosto la mise en situation, donc la mise en situation de la pittura veneta del Seicento, une sorte de réflexion. Innanzitutto ringrazio calorosamente donc Madame le Chancelier, Giovanna Palandri, il Presidente, il direttore dell'Istituto, il professore Ortali, Monsieur Franchini, che è alla mia sinistra, e la signora donc, Laura Padoan, grazie mille, Domenico Caiuti, che ha fatto la traduzione in pochi giorni del giorno, e ringrazio soprattutto donc, il mio amico Philippe Duret, direttore de l'École du Louvre, un grand conservateur et ami. Merci beaucoup Philippe e merci beaucoup Vincent per questo invito. Evidentemente donc, è un grande onore per me e grazie anche a Ludovic Raffaelli per l'aiuto tecnico. Io spero di donc, ho dimenticato donc, nessuno. Devo dirlo subito il mio e purtroppo il mio intervento sarà un intervento parziale. Quando si parla della pittura a Venezia nel XVII secolo, le referenze al secolo di Tiziano, Tintoretto, Veronese sono costanti. In altri termini, in altre parole, non si può isolare uno Strozzi da Paolo Veronese. Non farò un intervento lineare, cioè la storia della pittura a Venezia da Johann Lis ad Antonio Zanchi o Pietro Liberi. Ho scelto una prospettiva differente e tratterò quindi di 4 argomenti. Il primo, le fonti, la letteratura artistica del Seicento. Il punto numero 2, la vita di un pittore a Venezia del Seicento. Il pittore sarà Nicolas Régnier, e parliamo di Régnier più tardi. Le point numero 3 sarà la curiosità, il collezionismo. E poi, infine, per voi giovani, al primo piano, e per voi giovani, donc, qualche esempio di ricerca recente. In introduzione, il declino di Venezia nel Seicento. La questione va sollevata. Gérard Pumared, un storico francese, propone una sintesi interessante in un recente lavoro sulla storia di Venezia, pubblicato da Robert Laffont nella collezione Bouquin nel 2016, dunque un libro recente. E io cito Pumared direttamente, 2 punti. Il declino di Venezia nel 6 e nel 700 è una nozione relativa. Certo, il modello veneziano che aveva trionfato nel 500 non esiste più e, tuttavia, sarebbe senza dubbio più giusto parlare di declassamento. Donc voilà le mot important. Parlare di declassamento. Venezia continua ad essere in effetti una città con molti abitanti, anche se non è più una delle più popolose in Europa. L'attività del suo porto resta sostenuta, anche se non è più il luogo obbligato dove confluiscono tutte le ricchezze dell'Oriente. Venezia rimane un centro importante, tanto di consumo che di produzione, anche se non ha più una posizione dominante sui mercati mediterranei. La ricchezza continua a passare tra le mani della sua classe dirigente, sebbene le differenze di fortuna e di condizione
siano sempre più evidenti anche all'interno del patriziato cittadino. Le nuove dimensioni della potenza economica di Venezia le assicurano un ruolo di metropoli regionale a cavallo tra la terraferma e i suoi territori adriatici. Quando si studia, sempre in introduzione, quando si studia la pittura del Seicento, la pittura veneta del Seicento, si torna sempre al Cinquecento. 4 testimonianze. La prima, su richiesta di suo suocero Nicola Régnier, Pietro della Vecchia esegue per il mercato dell'arte dei falsi Giorgione. Vediamola. Voilà, vediamo la prima foto. La prima photo, donc l'Ecisione, mi scusi, era donc di Jacopo de Barbari, la vue perspective de la ville de Venise vers 1500, une gravure sur bois de la Bibliothèque nationale de France. Ecco sullo schermo, ecco la foto davanti a voi, donc un quadro di Pietro della Vecchia, il pittore di Veneto che ha sposato una figlia di Nicola Régnier, e un quadro di Della Vecchia, è una copia dell'autoritratto imaginaire de Titien, che è conservato donc a Washington, un grande museo di Washington. Poi una larga parte dell'attività di Nicola Régnier, originario di Maubeuge, conosciuto come pittore caravaggesco, e parlerò sempre nella conferenza del libro splendido di Annick Lemoine, qui presente, un pittore caravaggesco durante il suo soggiorno a Roma, poi pittore quasi ufficiale della città dei Dogi, e lui si dedica al commercio di quadri del Cinquecento. Poi, quando il pittore francese Simon Vouet giunge a Venezia nel 1627, prima di tornare a Parigi, Vouet vuole vedere la collezione della nave, celebre soprattutto per i suoi quadri del Cinquecento. E Vouet non cerca di incontrare i pittori veneziani suoi contemporanei, o almeno non si hanno testimonianze in merito. Un altro punto, Livio Meus. Voilà, ecco la foto l'autoritratto donc di Nicola Régnieri, il quadro del Fogg a Harvard, con sulla pittura di cavallo, donc il ritratto di Vincenzo Giustiniani. E poi ecco questo quadro di un pittore fiorentino poco conosciuto, un pittore olandese che lavora a Firenze, un pittore del Seicento, Livio Meus, pittore nordico attivo a Firenze, che esegue verso la metà del Sei per i Medici un'allegoria della pittura. E questa allegoria raffigura un putto che dipinge un'opera di Tiziano, il martirio di San Pietro di Verona, evidentemente una delle grandi opere veneziane del Cinquecento. Ecco una foto di una copia conservata in una chiesa francese. En conclusion, e cito una frase che io amo molto di André Chastel. En conclusion, avec Tintoret, jamais la touche ne s'est donnée plus de liberté et n'a eu plus de pouvoir. Lo dico di nuovo, jamais la touche ne s'est donné plus de liberté et n'a eu plus de pouvoir. En d'autres termes, on pourrait donner une autre analyse, hein, c'est qu'au XVIe siècle, il y a un accord verso la meta del Cinquecento, il y a un accord véronèse, Palladio, Vittoria. Hein, et ça reste fascinant pour les générations futures. Prima parte, la lettera artistica del Seicento. Come Bellori per Roma o Malvasia per Bologna, Venezia ha conosciuto numerosi scrittori d'arte. Qui ricorderò solo 2 nomi. Boschini, e vedete la foto sul schermo, Boschini e la sua Carta del Navigar Pittoresco, 1660, da una parte, o allora Carlo Ridolfi
e le sue meraviglie dell'arte dall'altra, 1648. Quello punto che vorrei sottolineare sulla scorta di un studio molto stimolante di Massimiliano Rossi, intitolato, due punti, Il modello della galleria nella letteratura artistica veneta del Seicento. È il fatto che questi scrittori veneziani fanno molto più che offrirci, che regalarci delle semplici vite dei pittori. Questi libri sono delle vere e proprie riflessioni sulla superiorità dell'arte veneziana. E Boschini, nel libro che vedete sullo schermo, Boschini enumera le 4 difficoltà della pittura, 4 difficoltà, che solo i maestri veneziani sono capaci di risolvere integralmente. Formare figure, io cito Boschini nella vecchia lingua veneta, formare figure in aria, dominare gli scorci, formare un quadro da soffitto, dargli lume. Ma il testo, secondo Massimiliano Rossi, questo giovane storico d'arte, dà una furiosa perorazione anti-vasariana. Citiamo donc alcune opere della sala del Maggior Consiglio nel Palazzo Ducale di Venezia. Allora, vediamo alcune foto. Paolo Veronese e questa opera, e secondo il trionfo di Venezia, l'apoteosi di Venezia, e secondo Boschini, Veronese, io cito Boschini, Veronese celebra la felicità del luogo, la potenza dell'impero e delle armi, l'eroismo e la saggezza della nobiltà, la ricchezza dei monumenti, la gloria pittorica. Poi Ridolfi, un altro scrittore, è l'autore delle Meraviglie dell'arte, 1648. Lui è l'interprete ufficiale della gloria artistica della Repubblica. La sua vita di Tintoretto, pubblicato nel 42, la sua vita di Veronese nel 46. Qual è l'idea? Qual è la mia idea? Veronese, secondo Ridolfi, è un artista di Stato per eccellenza. Altro punto di vista di Ridolfi, in opposizione a Vasari, lui insiste sull'importanza della statuaria antica che i veneziani non hanno trascurato. Per esempio, donc una tela sul nome di Jupiter, un Jupiter che fulmina la ribellione, e quel testo donc di Ridolfi, riportando l'autore felicemente nel Giove, la statua del Laocone, famosa di Belvedere di Roma. Alcune foto. Bordo del Louvre, anche sul tema di Giove, di Paolo Veronese, Palazzo Ducale. Una rinascita pittorica. Son hérédité paléochrétienne, byzantine, gothique, dispensait Venise, là le mot est très important, dispensait Venise d'être baroque, au sens de Rome, Turin ou Catane. Venise, selon André Chastel, reste obstinément fidèle à son XVIe siècle. Elle développe l'aspect de la peinture pure, la plus riche d'avenir. D'autre part, Venise est indemne de Caravage. Venise, in poche parole, non conosce il Caravaggio, il Caravaggismo. E la Renaissance, cioè il Rinascimento, viene da 3 pittori stranieri attivi a Venezia all'inizio del XVII. Io credo, ho visto il vostro programma e ho visto che voi siete andati nelle più belle chiese di Venezia. Donc voi, studenti, conoscete
perfettamente le alcune opere che vediamo adesso sullo schermo. Il primo pittore, il pittore tedesco Johann Lis. Vi dico di nuovo in poche parole le date di nascita e di morte, 1597, e muore molto giovane, molto presto, verso 1630, che ha soggiornato a Venezia dal 21 al 30. E lui rinnova, insieme a Fetti e a Bernardo Strozzi, la pittura veneziana. La testimonianza del pittore tedesco Sandrart, nato nel 6, morto nel 88, che ha incontrato il grande colorista nel 28 e nel 29, è importante, questo témoignage è importante per conoscere il suo metodo creativo. Johann Lis, ci dice Sandrart, e je commence la citation, Lis non poteva consacrarsi allo studio di una forma d'arte, tra parentesi, l'arte antica, così contraria alla sua maniera, che, costringendosi ad un nuovo apprendistato. Ecco perché Lis preferiva la maniera di Tiziano, di Tintoretto, di Veronese, di Domenico Fetti e di altri veneziani, ma soprattutto quella di quest'ultimo. La novità di Lis, e avete sullo schermo donc un bel quadro del museo di Lis, Johann Lis, Mosè Salvato delle Acque. Mi scusi, la foto è forse un po' scura, un po' grigia, il quadro è molto più chiaro. La novità di Lis consiste in una pittura sensuale, ma allo stesso tempo immateriale, grazie ad una luce atmosferica e diafana che avvolge le forme. Un attimino, vorrei parlare anche di questo quadro. Gli altri stranieri, Fetti e Strozzi, appaiono più rubensiani, in quanto praticano una pittura grassa e un mestiere generoso. Fetti, ecco una foto di un quadro celebre, Domenico Fetti muore giovanissimo nel 23. Non è privo di interesse ricordare, e sarà il solo, che è ben rappresentato nella collezione di Luigi XIV. Fetti è nato a Roma, è favorito del cardinale Federico Gonzaga, e lui lo porta a Mantova, e poi Fetti arriva a Venezia nel 21, ma muore 2 anni dopo. Ecco sullo schermo la pensosa Malinconia, Parigi, Museo del Louvre, insieme triste e florida nella luce pallida. Le sue opere sembrano nutrite di un sentimento, di un'inquietudine, malgrado il brio del colore, la cui chiarezza luminosa suggerisce l'esempio di Paolo Veronese. Quanto a Bernardo Strozzi, nato nel 81 e morto nel 1644, Strozzi rigenera la pittura a Venezia, apporta quella libertà di spirito che mancava agli artisti veneziani paralizzati, dal ricordo della tradizione del Cinquecento. Mais, en même temps, et je m'excuse parce que le raisonnement est un peu dialectique, mais en même temps, la palette de Strozzi s'éclaircit devant les Véronèses et s'enrichit de tons et d'effets. In altre parole, alcuni pittori, come i pittori delle Sette Maniere, e penso piuttosto a Palma Giovane, non sa copiare Paolo Veronese, è un tardo manieristico. E questi pittori moderni dell'inizio del 6 sanno copiare, ils savent s'inspirer de Paolo Veronese. Per Strozzi parliamo del riflesso brillante e cangiante di colori, la pennellata liquida delle sue tele. Lui ha dipinto
più o meno 500 opere, e vi ricordate, era arrivato da Genova a Venezia nel 1630. Strozzi riceve delle grandi commissioni pubbliche, la Biblioteca Marciana, la Committenza per San Benedetto, un quadro del Martirio di San Sebastiano, e la Committenza per San Nicola dei Tolentini, uno dei bei quadri del Seicento Veneto, l'Elemosina di San Lorenzo. Voilà, ecco il soffitto di Strozzi alla Marciana, parlavo di Nicola Régnier. Ah, mi scusi. Parte seconda di questa conferenza, la vita di un pittore a Venezia nel Seicento. Vi presento ora un aspetto un po' inedito della vita artistica veneziana del Seicento, grazie alle testimonianze dell'epoca, grazie al lavoro di sintesi di Annick Lemoine, che è qui, che è presente, la ringrazio, disponiamo ormai di una monografia su Nicola Régnier, nato nel 91 e morto nel 67. Questo artista, originario di Maubeuge, ha a Roma da giovane una fase caravaggesca intorno al 15. Si stabilisce poi a Venezia nel 26, dove si affermerà come uno dei pittori più importanti della città. Non è quello che si potrebbe pensare all'inizio, il tipico pittore veneziano che si rifà a Tiziano, a Tintoretto, a Veronese. No, Régnier ha un'altra carriera. Ecco alcuni episodi della sua vita che ci illustrano la vita artistica della Serenissima. Ça, c'est Annick Lemoine che parla nel suo libro la très très belle chronologie raisonnée. J'ai trouvé que en préparant cette conférence, que plusieurs événements pouvaient être généralisés et éclairer la vie d'un peintre à Venise au XVIIe. Nel 28, una gara, ça j'aime beaucoup ce mot italien, la gara, una gara organizzata dal mercante Boselli, oppone Guido Reni, Palma e Giovane, Guercino e Renieri. In altre parole, vediamo l'ouverture, l'apertura di Venezia verso donc, altre città d'arte. Malvasia riporta il fatto che alla morte di Boselli, Renieri compra la tela presentata da Reni al concorso La morte di Cleopatra. Nel 29 Renieri e Lis fanno visitare Venezia a Sandrart. Abbiamo la testimonianza di quest'ultimo. Ottobre 32, in occasione del censimento della popolazione veneziana, Régnier viene menzionato come pittore capofamiglia nella categoria degli artefici. 3 figlie, 2 domestici, una serva. Primavera del 33 dipinge il ritratto di Gabriel Naudet, oggi Bibliothèque Nationale de Paris, che sarà menzionato nella collezione di Cassiano dal Pozzo. Vedete anche qui una bella apertura. Gennaio 37 compra presso Andrea Sacchi un quadro di Annibale Carracci per conto di un veneto, Francesco Bergonzi. 37 il visconte Basil Fielding tratta per conto del marchese di Hamilton l'acquisto di quadri provenienti dalla casa di Nicola Régnier. Ottobre 37, assemblea plenaria della Corporazione dei Pittori. Régnier non vi sarà eletto Gastaldo. Et Annick, vous devez être très triste que Régnier donc n'est pas élu Gastaldo. Settembre 37, alla Corte degli Este dipinge dei ritratti ufficiali. E devo essere più breve. 43, su richiesta di Régnier, Della Vecchia dipinge un falso Giorgione, l'abbiamo visto all'inizio. Settembre 43, Régnier, donc abbiamo una foto dell'autoritratto, un quadro di questo museo americano, il Fogg. Poi, voilà, settembre 43, Régnier e il suo genero Pietro della Vecchia redigono per conto della Serenissima un rapporto sullo stato di conservazione della celebre Cena
in casa di Simone di Veronese, opera allora esposta nel refettorio del convento dei Padri Serviti. Troisième partie, la curiosità. Déjà, le ton est donné avec Marc-Antonio Michiel, que Vincent vous devez bien connaître. Le ton est donné avec Marc-Antonio Michiel, qui écrit de 1525 à 1545 sur les collections vénitiennes. La curiosità intendendo come con essa, due punti, mecenatismo e collezionismo, mercato dell'arte e presenza dei pittori stranieri. Dunque, quattro nozioni. La prima, la committenza per le chiese sono numerose e avete visto alcuni quadri, e li vediamo adesso. Voilà, Johann Lis et l'inspiration donc de Saint Jérôme, Venezia, San Niccolò di Tolentino, devo trovare là il mio commento. Voilà, le commento per il San Gerolamo, donc di Lis, admiré donc, devant le tableau, donc, la vigueur donc, de la facture qui annonce Fragonard et cette modernité donc, de la touche. Poi, alcuni quadri, donc, il martirio di San Benedetto, il martirio di San Sebastiano, donc Venezia, Chiesa, San Benedetto, et là encore, con questi personaggi, e lo dico in francese, qui crèvent l'écran, qui affleurent la surface picturale, et ça c'est signe d'une grande modernité. Poi, un quadro di Girolamo Forabosco, il Salvataggio Miracoloso, che è nella chiesa parrocchiale di Malamocco, e qui, nel grande quadro di Forabosco, mi piace soprattutto questo senso della realtà, e questo senso del plein air. Poi alcuni quadri donc, che per caso ho visto stamattina nella chiesa accanto, questo bel quadro donc, di Gaspare Diziani, nella chiesa donc, qui accanto, io credo sia Santo Stefano, l'adorazione donc, dei Magi, poi a destra donc, nella stessa chiesa, nella sacrestia, donc le martyre, donc le massacre des innocents, toujours par Diziani. Alors ça, c'est lo dico in francese, c'est une donnée très très importante, donc des grands formats. Ça, ce qui m'a frappé en préparant cette conférence, c'est les grands formats donc des tableaux vénitiens. On l'a vu avec le gigantesque Forabosco, donc de l'église paroissiale de Malamocco. Et là, si vous retournez dans cette église tout près de Santo Stefano, vous voyez, donc vous avez la porte d'entrée, et sur le revers de la porte d'entrée, à gauche et à droite, vous avez donc deux toiles de à peu près de 3 mètres par 6 mètres qui épousent dans la partie supérieure donc la forme donc de l'oculus. Et Venise, on va le voir tout à l'heure avec un très bel exemple avec San Nicola de Tolentino, Venise a une passion pour la peinture donc qui doit donc couvrir les murs. Autre exemple, donc dans la même église, donc on a vu donc ici une typographie bien précise, la peinture à vocation monumentale, exactement comme une fresque. Ici, une autre typologie très particulière, un peintre dont on parle peu malheureusement, donc la Natività della Vergine, della stessa chiesa, la Natività della Vergine. E anche donc, questo soffitto di San Pantaleone e pittore donc, che si chiama Fumiani della fine del 6, so che siete andati nella chiesa, e c'est come un po' il soffitto di Sant'Ignazio di Roma, donc noi siamo a Venezia. Ecco una veduta della chiesa con il soffitto di Fumiani, bel pittore della fine del 6, la storia di San Pantaleone nella chiesa omonima. Longetti, uno di questi quadri, parlavo delle committenze per le chiese, e questo quadro di Longetti, il Cristo in croce e la Maddalena, Venezia, la chiesa delle Terese. E poi
parlerò un po' di questo quadro e parlerò un po' più lungamente perché vale la pena e parlerò in francese, mi scusi. Ça, c'est un quadro della chiesa di San Nicola di Tolentino, di Luca Giordano, l'Annonciation. Et ce tableau, le parlo qui agli allievi, ce tableau, il va nous faire réfléchir. Prenons l'exemple de la congrégation des Théatins et de l'église des Tolentini de Venise, chiesa famosa per i quadri di Lis di Strozzi. Petit rappel historique. La congrégation des Théatins a fui la ville de Rome après le sac en 1527. Les Théatins sont accueillis à Venise. Quels sont leurs objectifs? Cura degli animi, formazione del clero, cioè il prete, creare una comunità di preti, modello cui affidare le parrocchie. Alors, l'ordine dei Teatini è un ordine giovane ma agguerrito nella politica propagandistica della Controriforma. La Chiesa stessa è comandée a Scamozzi alla fine del Cinquecento, nel 91, e l'altare maggiore è disegné e sculpté par Longhena. Nella chiesa ci sono le cappelle delle grandi famiglie veneziane, Grimani, Foscari, Correr. Il y a aussi le tombeau de Mosorini, patriarche de Venise de 1654 à 1668, tombeau sculpté par Filippo Parodi. Quadri di Strozzi, di Lis, quasi un manifesto di stile moderno all'insegna di un lusso misurato. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la conclusion. Chiesa e convento, oggetto di un incremento senza pari. Due punti. Si fondavano, si ricostruivano, si rimodernavano chiese e conventi e le spese di denaro sembra nel 1660 talmente generalizzato di fare intervenire il Senato per bloccare lavori troppo luxueux, des travaux troppo lussuosi. Donc ça c'est molto interessante, la Chiesa ha dei soldi e vuole opere d'arte e il Senato dice stop. E questo quadro del Giordano sullo schermo, ecco la scoperta di una giovane storica d'arte, Isabelle Cecchini, e la comanda, perché non si sapeva chi ha ordinato il quadro a Giordano, e ecco la scoperta, la commande d'un négociant napolitain, Anton Maria di Baldassare Vincenti, commerçant de soie, et qui était arrivé à Venise en 1669. Un'altra famiglia legata a questa chiesa, le Correggio, e ne parlo tra qualche minuto, questa famiglia aveva dei legami molto forti con Napoli e questo convento dei Tolentini. Vorrei parlare, mais mi manca il tempo, vorrei parlare anche dei grandi décors impressionnants et tumultueux dans ces églises de la fin du XVIIe, Celesti a San Zaccaria, Lazzarini a San Pietro di Castello, Diziani l'abbiamo visto, recentemente le revers de ce mur d'entrée de sacristie, ou bien Fumiani, on en a parlé. Deuxième point, mecenati e collezionisti si chiamano Orsetti, Renieri, Reinst, Sagredo, Paolo del Serra, Sagredo, Ulumaga. Non cito ovviamente che qualche nome. E qui c'è una frase molto bella, forse il punto più importante della conferenza, una bella frase molto intelligente di questo scrittore d'arte, Boschini. Boschini qui s'enthousiasme. Il s'enthousiasme per l'eccellenza. Alors, l'eccellenza, c'est un aristocrate vénitien, mais Boschini non dà il nome. Il s'enthousiasme per l'eccellenza che ha deciso di farsi una galleria di pittura moderna, veneziana, ben inteso. E voilà la frase di Boschini. Oh, che bella investida sarà questa. Donc c'est le Vénitien du XVIIe. Oh, che bella investida
sarà questa. Altro che mandar merce per levante. Questo è negozio assai più rilevante e rendita seguar e manifesta. In poche parole, è più interessante di comprare quadri che fare la merce della seta. Allora, non cito ovviamente tutti i collezionisti, ma volevo parlare di Sagredo, che è il committente di numerose opere di Strozzi. Parlerò di Giulio Strozzi. Alors, ecco, Vincent, vous me donnez encore un quart d'heure ou... Dites-moi. Bon, d'accord, merci beaucoup. Parlerò di Giulio Strozzi, che vedete la photo. Giulio Strozzi è un bel poeta dell'inizio del 6 e Strozzi chiede un suo ritratto a Simon Vouet, a Tinelli e anche a Bernardo Strozzi. E ecco sullo schermo un quadro del Museo di Oxford rappresenta donc il poeta Giulio Strozzi fatto da Bernardo Strozzi. E tante confusioni, perché questo quadro pubblicato tante volte come un'opera di Vouet, no, è un sbaglio, non è di Vouet, il quadro è di Bernardo Strozzi. Posso parlare anche di Paolo del Serra, che è un grande collezionista, che frequenta la bottega di Tinelli e che si mette a collezionare Padovanino, Renieri, Vecchia, Tinelli. O parlerò di Bartolomeo della Nave, che possiede la Malinconia di Fetti. Lui ha nella sua collezione la bella versione anche originale dell'Accademia. E della Nave, donc, è famoso per il quadro di Giorgione, donc, la Tempesta, e anche dei quadri del Seicento, come la Malinconia di Fetti. È lui che vuole conoscere, ne abbiamo parlato. E posso parlare anche, mi piace molto nella conferenza di parlare di ricerche di giovani studenti come voi, la famiglia Lumaga e questo articolo di Lino Moretti, la collezione di giovani Andrea Lumaga, poi la famiglia, un rame di Vienne francese, le Lumag, e ecco le date di Lumaga, nato nel 1607, morto nel 1672, e la scoperta è che il terzo inventario è che la collezione Lumaga è legata molto di più che si sapeva donc a Napoli, e non si sapeva che Lumaga ha comprato tanti quadri di Rumer. Rumer è un grande mercante fiammingo, e nella collezione a Venezia di Lumaga ci sono tanti quadri di Caravaggeschi, di Valentin, di Baburen, di Terbruggen, e questa collezione di quadri neri Caravaggeschi può dare un'idea ai pittori tenebrosi, questa moda che mi stupisce sempre, questa moda, siamo nella città di Veronese, siamo nella città di Tiziano, e questa moda della pittura nera verso 1660, donc c'è la presenza di Luca Giordano che può spiegare questo fatto, ma c'è anche questa, per esempio, questa collezione famosa di quadri napoletani caravaggeschi molto scuri. Terzo punto, il mercato dell'arte. Venezia è un autentico snodo, un centro di irradiamento. Nicola Régnier, sempre lui, compila 12 inventari di opere tra il 45 e il 67. Annick Lemoine, già citata, ha catalogato i quadri passati tra le mani di Régnier, 100 opere circa, fra le quali 8 Tintoretto e 12 tele di Tiziano. Propongo anche di dire, Venezia nel Cinquecento possiede numerosi quadri di Jérôme Bosch, i pannelli che rappresentano il paradiso e l'inferno, Venezia Palazzo Ducale, menzionati sin dal 1521 nella collezione del cardinal Grimani. E c'è anche le 2 tritici dell'Accademia, l'Altare degli Eremiti e il Trittico di Santa Giulia. Cari allievi, care persone,
avere nella città di Venezia donc dei quadri di Bosch et questa cosa donc donne une dimension donc internationale donc à la ville de Venise. Quatrième point, Venezia costituisce un luogo di predilezione per l'apprendistato degli artisti stranieri. Nell'interrogarsi sul ruolo di Venezia nel Seicento, lo storico d'arte Mauro Lucco scrive, mi scusi perché scrive questo, la città non era più una grande bottega di produzione, quanto un luogo di conservazione di idee e di modelli pittorici. Abbiamo tre casi. Venezia, semplice luogo di conservazione. Venezia, semplice luogo di passaggio, per esempio per Vouet. Venezia, in cui l'artista effettua un lunghissimo soggiorno, come per esempio Renieri. Marco Boschini, sempre lui, nel 1660, ci offre una eloquente testimonianza della presenza di giovani artisti stranieri a Venezia. Allora, lo cito, è la lingua veneta del Seicento. Infinità, donc due punti, tra virgolette, infinità de giovani concorre a tior le tete in sta nostra città. Ge nexe una infinita quantità e ge ne zonze da tutte le ore. Estratto dalla carta del navigar pittoresco. Lo studio delle collezioni è diventato molto di moda da una buona ventina di anni. Quando ero giovane avevamo a portata di mano un famoso libro di Savini Branca del 65. Grazie alle ricerche sulle collezioni sono state rintracciate le provenienze di 4 tele veneziane del 5 e del 6 conservate in Francia. Donc ça c'est ecco delle scoperte nuove e mi interessa molto perché sono dei bei quadri e uno è veramente un capolavoro molto amato da Michel Laclotte e abbiamo le provenienze solo di recente. Voilà, ecco i quadri di Bosch. Ça donne une dimension différente à la ville de Venise. Ça ne donne pas une image provinciale de Venise. Voilà. Primo quadro, un quadro di Renieri, les soldati che giocano ai dadi, la tunica di Cristo, e senza dubbio, donc la collezione di Giovanni Andrea Lumaga, ne abbiamo parlato di questo collezionista, secondo donc, Annick Lemoine. Poi, siete d'accordo Filippo? Un grande capolavoro questo quadro. Paris-Bordone, un quadro molto amato di Michel Laclotte. Paris-Bordone, l'Annonciation con Museo delle Belle Arti, un acquisto recente del 1967. La professoressa Borean ha scoperto che la tela proviene dalla collezione Widman. Ma chi è Widman? Ma lui ha più di 150 opere, fra cui numerose del Cinquecento. Lui ha Dossodossi, Paolo Veronese, la conversione di Saul, e opere del Seicento, le parabole di Fetti, quadri di Renieri, Strozzi, Ricci, Bordone. Do adesso il testo dell'inventario. 2 punti. Annunziata con l'inventario del Seicento. 2 punti. Annunziata con architettura bellissima, valutata 350 scudi. Il quadro passa tra le mani del mercante Luigi Cellotti nel Seicento. Poi non si sa come arriva nella casa di Gesuiti di Laval. Laval è una città, voi dovete andare, è una città molto carina in Bretagna, nel mio paese. Poi acquistò dal museo di Caen nel 1967. Un'altra scoperta, un quadro di Andrea Schiavone, il Cristo entra Gerusalemme della Digione, Museo Magna, e l'opera proviene dalla terza collezione Jabach. E Jabach comprava i quadri nelle collezioni di Mantova.
Poi un bel quadro di Bernardo Strozzi, ritratto di Giovanni Donato Correggio, è un collezionista e un amateur veneto del Seicento, dico di nuovo il nome, Giovanni Donato Correggio, in veste di Perseo. Il y a tout un courant, et là je n'ai pas eu le temps d'en parler, dans tout un courant de rapport entre peinture et littérature, avec l'influence de la Galleria de Marino, mais là le temps me manquait. Linda Borrean, già citata, ha identificato il modello e quindi, parce que era pubblicato come portrait d'uomo en Persée, l'avevo pubblicato così. E Linda Borrean ha identificato il modello e quindi il nome del committente. Si tratta di due fratelli, Giovanni Donato Correggio e il suo fratello Agostino. E qui avete sul schermo Giovanni Donato. Ho parlato di loro per la chiesa, vi ricordate, di San Nicola da Tolentino. La collezione dei due fratelli si sviluppa in parallelo agli eventi della pittura contemporanea, di cui Giovanni Donato si fa attivo promotore. E li ospita, giovani artisti, e stabilisce strette amicizie con alcuni pittori, ad esempio il prete genovese, cioè Strozzi, o allora Forabosco, o allora Renieri. In conclusione, ho l'impressione di aver detto poco. Non ho fatto che accennare al soggetto. Non ho parlato dell'incisione, non ho parlato dei disegni, non ho parlato della scultura. Non ho fatto un bilancio dei quadri veneti del 6 presenti in Francia. Ho forse dato più importanza a Veronese che a Fetti. Non ho analizzato i 7 quadri di Fetti nella collezione del Re Solé. E perché? Perché? Ebbene, perché 3 di essi sono false attribuzioni e 2 sono perduti. Cari studenti e caro Philippe, cara Valérie, cara Barbara, e vorrei dire anche cara Annick, ma Annick non era mia allieva, cari studenti, amate questa pittura del XVII, che annuncia, lo si è detto più volte, Tiepolo. Amate Johann Lis, la pittura allo stesso puro. In breve, ecco come un francese giudica la pittura veneziana. E questo francese è un pittore che si chiama Charles de la Fosse. La Fosse è un po' la seconda metà del 6. Si pensa spesso che la Fosse è un pittore del 700. No, la Fosse nasce molto presto nel 6, verso 1635. È un grande pittore, un po' e dopo Charles Lebrun, ma la Fosse ha capitato molto bene la pittura fiamminga di Rubens. E voici ecco la frase di Charles de la Fosse. Alors, Charles de la Fosse, e anche se Charles de la Fosse apprezza Sebastiano Ricci, virgola, Paolo Veronese conta ancora più. E Charles de la Fosse consiglia a uno dei suoi amici pittori: credete a me, monsieur, fate sempre del Veronese e mai del Ricci. Aneddoto estratto dall'épicier, la vita dei primi pittori del re. Mais, chers amis, la phrase, elle est presque plus belle en français. Croyez-moi, monsieur, faites toujours des Paul Veronese et jamais des Ricci. Grazie.